costo no, 95,89. Posso pagare in Sardex? Certo, assolutamente. Sì. Prego. 50 milioni di affari in 5 anni. La moneta complementare nata in Sardegna si allarga, arriva in molte regioni e supera anche i confini italiani. Si chiama Sardex ed è il frutto dell'idea di un gruppo di giovani. È il baratto del terzo millennio, la risposta alla crisi monetaria. Aderiscono 3.500 aziende, cifra da capogiro per gli scambi di beni, grazie a una carta magnetica collegata a un conto online. Come vanno gli affari in questo market con il Sardex? Con il Sardex stanno andando molto bene perché mi ha dato l'opportunità di avere clienti che prima non avevo. Qui con il Sardex possiamo anche comprare i farmaci. Certo, qui si possono comprare i farmaci e parafarmaco. Come mai anche voi avete aderito al circuito Sardex? Per incentivare il sistema nell'ambito regionale. E anche per avere nuovi clienti forse? Certo, per avere nuovi clienti li abbiamo anche di fuori zona, abbiamo di tutta quanta la Sardegna. Dai supermercati agli hotel, nel circuito di Sardex ci sono anche ristoranti, boutique griffate, studi professionali e persino studi medici. Qualche azienda ha munito di carta Sardex anche i propri dipendenti e così paga una parte degli stipendi. Il fenomeno della moneta virtuale diventa un grande business e attira l'attenzione anche degli analisti del Financial Times. Dal punto di vista dei bilanci, come viene certificato il valore dei Sardex? Assolutamente un Sardex corrisponde a €1, diciamo che è una convenzione, e viene gestito come se fosse una partita interna di debito o di credito a seconda di come in quel momento la situazione finanziaria della società. Nel circuito Sardex niente affari in nero? Assolutamente no, è tutto tracciato, devi indicare lo scontrino fiscale oppure la fattura e soprattutto c'è nel conto, così come i movimenti delle banche. Ma nel suo negozio cosa possiamo comprare in Sardex? Tutto, dai bicchieri, i piatti, le posate, l'attrezzatura, gli abbattitori, le padelle, insomma un po' tutto. Ma a lei conviene aderire al circuito Sardex? Sì, conviene perché abbiamo la possibilità di abbracciare un mercato un pochino più ampio rispetto alla nostra provincia. Nel vostro ristorante i clienti possono pagare in Sardex, ma voi vi rifornite di materia prima anche grazie a Sardex? Sì, sicuramente. Dal pesce al vino al pane, adesso stiamo comprando anche il pane. Ma quanti sono i clienti che vengono a mangiare e pagano in Sardex? Sono parecchi e stanno crescendo sempre di più.